Il GUP del Tribunale di Palermo accoglie l'istanza dei legali dell'ex presidente Totò Cuffaro, patteggia la pena a 3 anni, convertita in lavori di pubblica utilità, ma non potrà frequentare i politici. Un incontro ieri all'Hotel De Pini del candidato a sindaco Alonge con i leader della coalizione che lo appoggiano e i candidati delle liste al Consiglio Comunale che lo sostengono. Mamma in divisa è il tema della conferenza che si è svolta al comando dei Carabinieri di Agrigento su iniziativa dell'ANIOC, Associazione Ordine Cavalieri. Intitolata oggi la piazzetta antistante quella di San Giuseppe all'avvocato agrigentino Giuseppe Grillo. Presentato allo Spazio Temenos il libro Teologia della scuola nell'ambito delle iniziative Incontro con l'autore organizzata dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Raffadali accoglie le lacrime della Madonna di Siracusa. Una bambina muore subito dopo lo sbarco, era stata soccorsa insieme ad altre 55 migranti dalla Guardia di Finanza a Lampedusa. Ampia operazione di controllo del territorio dei Carabinieri tra Licata e Ravanusa. Panoramica degli avvenimenti della domenica di calcio. Il Camarat si prepara alla fase nazionale dei play-off per il salto di categoria. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 16 maggio. Il GUP del Tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, accoglie la richiesta della difesa dell'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, patteggiata una pena di 3 anni, ma non andrà in carcere, non potrà però frequentare i politici. La pena restante di 2 anni e 6 mesi sarà convertita in lavori di pubblica utilità. Il nostro servizio. L'ex presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro, ha patteggiato la pena a 3 anni, questo quando deciso dal GUP del Tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, che ha accolto la richiesta presentata nella scorsa udienza preliminare dalla difesa dell'imputato accusato di corruzione e traffico di influenze nell'ambito dell'indagine della Procura di Palermo sulla gestione illecita di un concorso bandito dall'ospedale Villa Sofia, sulle nomine dei vertici della sanità siciliana e su presunti illeciti nella aggiudicazione di appalti. I magistrati inquirenti nella precedente udienza hanno dato il consenso, la pena patteggiata sarà convertita in lavori di pubblica utilità. Cuffaro verrà liberato dagli arresti domiciliari, 5 mesi li ha già scontati in custodia cautelare, gli restano da scontare ancora 2 anni e 6 mesi. In questo periodo non potrà frequentare politici. Nella sentenza si legge che Cuffaro ha il divieto di frequentare soggetti che rivestono cariche politiche o legislative o amministrative, salvo trattasi di familiari o altre persone conviventi, salvo che trattasi di incontri che inseriscono allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ovvero volti a ottenere un pubblico servizio. L'ex governatore presterà servizio nella sede dell'associazione Casa del Sorriso a Monreale per non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale, come prevede la sentenza. Nell'accordo con i pubblici ministeri che ha portato a patteggiamento ammesso dal GIP è stabilito inoltre che Cuffaro dovrà risarcire 7.500 euro per il danno all'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria di Siracusa. Gli avvocati di Benedetto e Montalbano, legali di Totò Cuffaro, tengono a sottolineare che la decisione di optare per la definizione del procedimento con le forme di patteggiamento, pur a fronte di una sentenza della Cassazione che aveva annullato il titolo custodiale, è stata una conseguenza di una precisa e sofferta scelta condivisa con il proprio assistito di definire celermente la vicenda giudiziaria, consentendo all'ex presidente Totò Cuffaro di riacquistare la serenità nell'ambito esclusivamente degli affetti personali e familiari. Come GUP, la stessa magistrato Marfia ha invece rinviato a giudizio i 6 coimputati di Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo perché il fatto non sussiste la Dusman Service SRL. E si è svolto ieri all'Hotel De Pini di Agrigento un incontro tra i leader della coalizione di centrodestra
che sostengono la candidatura a sindaco di Dino Alonge alla presenza dei candidati delle liste che lo appoggiano. Le interviste. Onorevole Pisano, lei ha partecipato a questa iniziativa dove sono stati presentati i candidati che appoggiano il candidato a sindaco Alongi alla presenza dei leader del vostro schieramento. Sì, a 10 giorni comunque dal voto si è voluto organizzare una riunione con tutti i candidati di tutte le liste per naturalmente fare una road-up su naturalmente le iniziative, tutto il programma che vogliamo portare avanti vogliamo portare avanti per quanto riguarda la nostra iniziativa politica, e c'è stato grande entusiasmo, i candidati hanno partecipato in massa, veramente è stato un bel momento, più che una riunione, una grande festa dove naturalmente mancano gli ultimi giorni, lo sappiamo, sono 10 giorni decisivi e che naturalmente serve per dare carica ai nostri candidati. Onorevole Di Mauro, quali le aspettative di questo voto? Ma credo che siamo in una posizione di assoluta tranquillità, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo recuperato il ritardo, abbiamo oggi fatto una riunione importante con i candidati al Consiglio Comunale per dare ulteriore impulso a una vittoria che per noi non può che essere non solo auspicata, ma ci crediamo fermamente. Certo, c'è qualcuno che si sta adoperando perché il centrodestra non vinca ad Agrigento attraverso candidatura, mi permetto di dire, strumentale, ma noi siamo convinti che comunque il sistema elettorale che ci consente un 40% di vincere le elezioni, siamo convinti che è un obiettivo che possiamo raggiungere. Oggi abbiamo voluto fortemente vederci tutti quanti, tutte le liste che appoggiano Dino Alonge, candidato sindaco del comune di Agrigento. Lo scopo è stato quello di stare insieme, di motivarci a vicenda e di dire che questa città merita di essere rispettata, di essere attenzionata e di avere il meglio. È stato un incontro meraviglioso, abbiamo avuto anche il piacere di avere l'assessore alla sanità Marcello Caruso e il presidente emerito, l'onorevole Lombardo. Ecco, io penso che oggi la città di Agrigento debba capire che la protesta non serve, servono i programmi e non serve neanche chi parla di trasformismo. Oggi abbiamo e neanche le promesse eterne. L'ho detto e lo ripeto, già col governo giallo-verde si era promesso che avremmo avuto una 115 ammodernata, pronta per partire, abbiamo fatto una marea di incontri in prefettura, i progetti erano pronti, i soldi anche, dopo 6 anni non è accaduto nulla. Mi auguro che gli agrigentini non cadano nella trappola di un aeroporto dietro l'angolo e aspetteremo altri 10 anni per averlo. Ecco, spero proprio che la gente ragioni con la propria testa e sappia come votare il 24 e il 25 maggio. Siamo venuti con piacere, abbiamo partecipato a questa grande manifestazione caratterizzata sicuramente dal ragionamento e anche dalla passione a favore di Dino Alonge. Abbiamo incontrato un professionista di valore, fino a ieri impegnato appunto nel suo lavoro di avvocato e che oggi con grande signorilità ma anche con chiarezza di progetto può costituire, per noi lo costituisce senz'altro, una buona prospettiva per la guida della città. È il nostro candidato sindaco, i candidati sicuramente messi in campo dalle varie liste che lo sostengono rappresentano un'ampia maggioranza dei cittadini, il loro impegno nei prossimi giorni, ma l'impegno di tutti i sostenitori, i leader politici, soprattutto il candidato sindaco, mi auguro che possano essere vincenti per lui. Mamme in divisa è stato il tema di una conferenza che si è svolta nell'atrio del Comando Provinciale dei Carabinieri su iniziativa della delegazione agrigentina dell'ANIOC, il servizio. Mamma in divisa, questo è il tema di una conferenza svoltasi nell'atrio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento su iniziativa della delegazione agrigentina dell'ANIOC, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Ha condotto i lavori la dottoressa Cavaliere Nina Inglima, la quale in apertura ha dato la parola per un saluto al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Nicola De Tullio, e al prefetto Salvatore Caccamo. Sono quindi intervenute 5 mamme appartenenti ciascuna a un corpo diverso,
la dirigente della Polizia Penitenziaria Aurora Monica Mirabile, il maggiore dei Carabinieri Anna Maria Putortì, il tenente di vascello Rosaria Pioppo della Capitaneria di Porto Empedocle, il maresciallo capo della Guardia di Finanza Alessia Enriquez, l'ispettore della Polizia di Stato Alfonsina Miccichè, che hanno parlato del loro doppio ruolo particolarmente importante di servitori dello Stato appartenenti a istituzioni importanti come le forze dell'ordine, nel contempo di mamme con figli appartenenti a varie fasce di età, ciascuna con problemi ed esigenze di carattere diverso. Hanno quindi spiegato come riescono a conciliare due impegni particolarmente gravosi che si sovrappongono, ma riuscendo a fare in modo che nessuno dei due abbia ricadute sull'altro. Erano presenti, oltre al prefetto e al colonnello De Tullio, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Baron, capitano di corvetta Stefano Varone. E si è svolta stamani la cerimonia ufficiale di intitolazione del largo antistante la chiesa di San Giuseppe nei pressi del Circolo Empedocleo, dedicato al professionista agrigentino, l'avvocato Giuseppe Grillo. L'iniziativa coincide con il 20° anniversario della scomparsa dell'avvocato Grillo, una figura molto stimata nel panorama giuridico cittadino. Una piazza dedicata a un grande avvocato di Agrigento. Stiamo dedicando un largo della piazza all'avvocato Grillo, un principe del foro agrigentino, un uomo di grande cultura, un personaggio conosciuto ad Agrigento, un uomo competente, anche un tributo che si è voluto fare sia alla persona proprio dell'avvocato stesso, ma anche all'intera famiglia che l'ha chiesto, e come amministrazione comunale siamo ben felici di poter aver realizzato questo evento. Come valuta questa iniziativa del Comune? Beh, la valuto certamente bene, siamo grati all'amministrazione di avere oggi fatto questa cerimonia importante per noi, per la città, perché i cittadini l'hanno voluta l'amministrazione, ma l'hanno voluta i cittadini che hanno conosciuto mio padre e che hanno manifestato il loro affetto nei confronti di mio padre. Secondo lei sarebbe stato contento di sapere che c'è un luogo pubblico dedicato a lui? Ma forse sì, non lo so, mio padre non era un uomo che manifestava granché, però certamente avrebbe gradito questa manifestazione di affetto da parte di Agrigento, della sua città, che lui amava tanto. Che ricordo serve di suo padre lei? Qualcosa in particolare? Lo ricordo come un papà meraviglioso. Iniziativa meravigliosa perché è la memoria del nostro territorio. Quando si dedica un luogo, un sito, un qualcosa a un nostro cittadino, si dà spazio alla memoria. E noi dobbiamo vivere anche della memoria, perché la memoria ci dà lo spazio e la visione per il futuro. La memoria deve essere patrimonio per i giovani, patrimonio per noi che giovani non siamo più, ma deve essere patrimonio di tutti quanti, perché è sempre punto di insegnamento, è rotta da seguire per una giusta via. Un ricordo di suo padre in particolare, qualcosa? Il ricordo di papà è, oltre che quello di professionista, soprattutto quello di uomo, che ha impegnato la propria vita nella difesa, non solo quella tecnica dell'avvocato, ma nella difesa del cittadino, dei diritti del cittadino. Il suo impegno non è stato solo quello professionale, ma è stato quello politico e quello sociale. Ed è per questo che la memoria dei cittadini deve rimanere viva in tutti noi. E sempre stamani presentato presso lo Spazio Culturale Temenos l'iniziativa organizzata dal Liceo Leonardo di Agrigento, incontro con l'autore e la presentazione del libro Teologia della scuola. Le interviste. Parliamo di questa presentazione del libro scritto da 3 validi autori, dove si parla di teologia e si incontrano i ragazzi che porranno loro delle domande. Sì, oggi l'incontro di oggi vuole mettere in relazione teologia, filosofia e scuola per dare delle risposte ai ragazzi
ha delle necessità pedagogiche veramente impellenti in una società che li costringe a correre ad una velocità eccezionale, una società frammentata, una società in cui perdono a volte il senso del sé. E allora interveniamo cercando di costruire un ulteriore tassello nel mosaico della loro formazione integrale, invitando peraltro relatori illustri quali Monsignor Staglianò, il professore Re e la professoressa Catarella, che autori del libro Teologia a scuola cercheranno di dare ai ragazzi, portare ai ragazzi il confronto su il rapporto tra teologia e pop theology, il rapporto tra teologia e filosofia, ma anche il rapporto, quello che teologia e filosofia diventano a scuola, cioè relazione, ascolto e rapporto, conoscenza di sé. Le domande sono state tante, considerando anche l'argomento che è abbastanza difficile, insomma. Sì, i ragazzi si sono espressi perché sentono il bisogno di questi confronti. Quando noi parliamo di teologia e filosofia, parliamo di pensiero critico, questo è uno dei pilastri fondamentali per il nostro liceo e quindi sicuramente oggi i ragazzi cercheranno di trarre da questo dibattito ulteriori elementi per implementare questo pensiero. Diciamo che siamo quasi alla fine dell'anno scolastico, possiamo fare un consuntivo anche perché poi durante l'anno avete fatto tanti di questi incontri con autori di grande livello e molto attuali. Sì, è assolutamente un consuntivo estremamente positivo. Ancora quest'anno i nostri ragazzi sono stati coinvolti in innumerevoli attività, tutte di grande valore e grande prestigio, su tematiche molto diverse, che di fatto sono la tela che rappresenta il nostro piano triennale dell'offerta formativa. Ecco Irene, parliamo di questo tuo libro, Teologia della scuola, scritto anche con Antonio Staglianò e Jen Erred. Ecco, come mai questa iniziativa sulla teologia? Un libro sicuramente molto particolare che oggi state presentando qui presso la Chiesa. Allora, intanto come potete vedere ringrazio Monsignore Re e Monsignor Staglianò che hanno voluto scrivere questo libro con me e Luciano Lingetto che è l'editore. Perché l'abbiamo voluto scrivere? Perché noi crediamo nella formazione totale e integrale della persona e la scuola è questo, e noi pensiamo che l'essere umano non è fatto solo di corpo, di mente e della forza vitale che è l'anima, ma è fatto della forza vitale che rende viva la persona, ma è fatto di anima pure, e quindi dobbiamo nutrire pure la nostra anima e pensiamo appunto che i ragazzi debbano ricordarsi di avere un'anima e di come nutrirla, e questa è la cosa importante. Poi crediamo nello sviluppo integrale della persona e la scuola può essere evocata anche a questo. E poi io dico una cosa, ma se si fa un laboratorio, infatti vedrete che alla fine del libro ci sono i laboratori, se si fa un laboratorio di storia dell'arte, perché non si può fare un laboratorio di teologia sulla Sacra Scrittura, le opere di misericordia, vestire chi è nudo, per esempio dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, non sono opere sociali che rispettano la dignità dell'essere umano e sono principi della Chiesa, principi della Bibbia, e quindi noi ricordiamo questo, riscopriamo il Vangelo per riscoprire una società vera che rispetti la dignità dell'essere umano, il bene comune, perché noi siamo amministratori dei beni comuni, il principio di solidarietà e di aiuto reciproco. Dal 15 al 17 maggio Raffadali accoglie le lacrime della Madonna di Siracusa. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Quando lei viene, le reliquie. Buonasera. Auguri. Grazie. A Raffadali la fede si fa a cammino condiviso. Con Maria camminiamo nella fede, portatori di speranza, e questo è il richiamo che accompagna la comunità ecclesiale in occasione della visita delle reliquie della Madonna delle Lacrime di Siracusa, accolte in città in un clima di intensa partecipazione spirituale ed emotiva. Le reliquie sono giunte tra la commozione dei fedeli e un partecipato raduno di pellegrini che in processione da via Porta Agrigento hanno attraversato le strade del centro accompagnati dalla banda musicale cittadina.
Un corteo raccolto e silenzioso che ha condotto i presenti davanti alla chiesa di Sant'Antonino, dove è stata celebrata la Santa Messa in un'atmosfera di profonda devozione, a quale il messaggio alla comunità. Ma io penso che sia proprio il messaggio del saper tornare a commuoversi e quindi a prendersi cura. Ci sono le lacrime, ecco, forse chi piange ha bisogno di una mano che sappia asciugare le lacrime. Una giornata dal forte significato religioso resa ancora più speciale dall'anniversario di sacerdozio di Donaldo Sciabarrasi e di Fra Martino, momento che la comunità ha voluto condividere con affetto e riconoscenza. E credo che oggi, in maniera particolare, nell'anniversario di sacerdozio, sia mio sia anche di Fra Martino, perché anche Fra Martino oggi compie l'anniversario di sacerdozio, per un sacerdote alzare il calice della salvezza e quindi far conoscere alla nostra comunità, al popolo di Dio, l'amore salvifico del Signore. E questo è il nostro principale compito di ogni sacerdote. La visita delle reliquie rappresenta non solo un evento di fede, ma anche un'occasione di riflessione spirituale e pastorale. Il messaggio affidato alla comunità richiama infatti i valori della speranza, della preghiera, della vicinanza reciproca, in un tempo in cui la fede è chiamata a tradursi in testimonianze concrete e solidarietà. Quindi pastoralmente è un richiamo, non un rimprovero, è un richiamo a saperci guardare attorno e intercettare, ripeto, le lacrime di tante donne e anche di tanti uomini a noi vicini o a noi lontani su quegli scenari di guerra che ci sono, così come di violenze domestiche. Quindi io penso che per tutti noi poter accogliere le reliquie, celebrare l'Eucarestia, possa essere un momento di consapevolezza e di crescita spirituale. Allo stesso modo, dopo aver cenato... Il pellegrinaggio delle reliquie si concluderà domenica alle ore 19 nella chiesa di San Giacinto con il rinnovo delle promesse matrimoniali, gesto simbolico che suggerirà questi giorni di intensa partecipazione religiosa e comunitaria. In Sicilia c'è una realtà economica viva, aumentano le entrate, crescono i posti di lavoro. Tutto questo è possibile perché abbiamo scelto di investire molto sulle attività produttive, oltre che a semplificare le regole per le imprese, e i risultati ci stanno dando ragione. Sentiamo una dichiarazione del Presidente della Regione Schifani. Un rapporto di sinergia tra l'università, il mondo produttivo e la politica e le istituzioni è essenziale. Io sono intervenuto sin dall'inizio della legislatura sulla modifica, sulla riforma del mondo della formazione professionale. Ho rilevato come la formazione professionale guardasse a figure ormai non coerenti con quello che chiedeva il territorio. Oggi la formazione professionale, posso essere soddisfatto che individua figure coerenti con quello che chiede il territorio, si è normalizzata e questo aiuterà i nostri giovani naturalmente a trovare più lavoro e aiuterà le imprese che spesso si lamentano con me per non trovare sul territorio manodopera specializzata a individuarli invece, quindi è un punto di sintesi che vedo raggiungere dietro l'angolo. Passiamo adesso alla cronaca. Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone da una motovedetta della Guardia di Finanza. Giunti sul molo Favarolo, la bimba è risultata essere in condizioni molto critiche. Insieme alla mamma è stata subito trasferita al poliambulatorio dell'isola, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La bambina è morta per ipotermia. Il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento ha disposto l'ispezione cadaverica e l'audizione della madre per gli accertamenti di rito. I 55 migranti, tra cui 7 donne e 6 minori, originari del Camerun, della Costa d'Avorio, della Gambia, Guinea
Mali, Nigeria e Sierra Leone. Non sono previsti trasferimenti per la giornata di oggi. A Licata e Ravanusa, controlli dei carabinieri sul lavoro irregolare, la sicurezza e la criminalità diffusa. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Licata, con il supporto dei militari del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Licata e Ravanusa, finalizzato al contrasto dell'illegalità nel mondo del lavoro. Nel corso dell'attività i militari hanno proceduto anche a una serie di verifiche ispettive e controlli su strada che hanno portato al deferimento in stato di libertà di diversi soggetti, sequestro di sostanze stupefacenti, armi improprie, nonché all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A Licata in particolare l'attività ispettiva si è concentrata su un esercizio operante nel settore della ristorazione. Un titolare, il 55enne del luogo, è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono state riscontrate varie irregolarità relative all'omessa sorveglianza sanitaria e la formazione dei dipendenti e la mancata consegna dei dispositivi di protezione e l'installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza. Al termine dei controlli, su 11 lavoratori presenti, 3 sono risultati impiegati in nero e 5 in posizioni irregolari. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 11.000 euro e ammende per oltre 8.000 euro. Nei confronti dell'attività imprenditoriale è stato inoltre adottato un provvedimento di sospensione con l'applicazione di una sanzione amministrativa di 2.500 euro. Nel medesimo servizio i carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà un 21enne di Ravanusa trovato in possesso di 23 armi Grashish, di un coltello serramanico della lunghezza di 14 cm. A Licata un 46enne già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare è stato deferito all'autorità giudiziaria per evasione perché non rintracciato presso la propria abitazione durante il controllo. Un 44enne invece è stato sorpreso presso l'ex mercato ortofrutticolo mentre esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo ed è stato trovato in possesso di un coltello di 13 centimetri. Anche per lui è scattata la denuncia per porto illegale per oggetti atti a offendere. Complessivamente nel corso del servizio sono state individuate 82 persone, controllati 36 autoveicoli, elevate 18 contravvenzioni al codice della strada, ritirati 2 patenti di guida e decurtati complessivamente 35 punti. Altresì 5 veicoli sono stati sottoposti al sequestro amministrativo e 4 motocicli a fermo. Fermato nelle ore notturne in giro per Agrigento con fare molto sospetto e nel bagagliaio arnesi e attrezzi da scasso, ma incappato in un controllo dei poliziotti della sezione volanti della questura, un 40enne disoccupato proveniente da fuori provincia con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per possesso e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e allo scasso, sottoposto a perquisizione personale estesa all'auto e al bagagliaio. Sono stati infatti rinvenuti numerosi arnesi e attrezzi da lavoro per i quali non ha fornito spiegazioni plausibili in merito al suo possesso, non ha saputo giustificare la sua presenza a quell'orario nella zona. Il 40enne stava probabilmente programmando un colpo in qualche attività commerciale o in una casa. È stato sorpreso nei pressi della residenza dei genitori, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai propri familiari e alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Un 45enne di Campobello di Licata è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Licata per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese. L'uomo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Agrigento per l'interrogatorio di convalida dell'arresto. La procura aveva chiesto la custodia in carcere, ma il giudice non ha disposto alcuna nuova misura. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'altra notte i militari dell'Arma sono intervenuti sorprendendo il campobellese nei pressi della palazzina dei genitori. Linea alla regia per la pubblicità.
Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, risponde a muso duro alle polemiche scaturite dalla pubblicazione di un sondaggio fatto dalla SVG che lo darebbe ultimo per gradimento tra i presidenti delle regioni in Italia. Schifani ribadisce: si andrà al voto a scadenza naturale, la maggioranza c'è, non mi lascio logorare e vado avanti. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. All'indomani del sondaggio SVG sul gradimento dei presidenti della regione in Italia, che lo vedrebbe all'ultimo posto per gradimento, Renato Schifani reagisce a muso duro, respingendo le voci di crisi e i sondaggi sfavorevoli. Il governatore ricorda che il Sole 24 Ore 10 mesi fa lo segnalava come il presidente con la crescita più robusta nei consensi, con un più 16%, e ribadisce che si tornerà al voto a scadenza naturale. Un messaggio netto rivolto tanto alle opposizioni quanto agli alleati e a chi tenterebbe a suo dire di accreditarlo come un leader al capolinea. Poi Schifani lascia intendere l'esistenza di un'operazione mediatica costruita a tavolino per stabilizzare l'esecutivo nell'isola e assicura che non si lascerà logorare né intimidire. Il registro delle operazioni mediatiche, non mediatiche, che tendono quasi a far apparire Schifani come delegittimato a Roma. Io sono stato a Roma 2 giorni e non ho registrato quest'area, anzi nella maniera più assoluta. E quindi operazioni mediatico-politiche che fanno pensare con convinzione che a qualcuno interessa mettere le mani a quello che sto facendo, alla nuova Sicilia, è piena, densa di risorse e di possibilità di crescita. E questo qualcuno dico che sbaglia persona, perché io vado avanti per la mia strada nella maniera più assoluta. Non sarà certo un articolo di giornale a farmi preoccupare o a farmi rallentare il mio percorso. Il mio dovere lo faccio, so come farlo con la schiena dritta. Una 24enne è stata salvata da una rarissima e grave malattia, la mediastinite, che colpisce i polmoni. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Una ragazza di 24 anni è stata salvata da una gravissima mediastinite, una delle complicanze infettive più pericolose e spesso mortali, all'ospedale San Vincenzo di Taormina. La giovane si è presentata al pronto soccorso in condizioni critiche, debilitata, sofferente, con una marcata tumefazione al collo e un dolore sempre più intenso. Dopo la visita nel reparto di otorinolaringoiatria del dottore Salvatore Chiarenza, la situazione è apparsa subito estremamente grave. Il medico ha disposto con urgenza una TAC, eseguita dal dottore Pietro Carbonaro, che ha evidenziato un quadro clinico drammatico. Un ascesso originato dalle tonsille aveva già invaso il collo, estendendosi fino al mediastino, la regione centrale del torace, che ospita organi vitali come cuore e grandi vasi sanguigni. Una diagnosi che lasciava pochissimo margine di tempo. Se già un ascesso rappresenta una condizione seria, la mediastinite è considerata dai medici un'emergenza estrema, ad altissimo rischio di mortalità. Le immagini diagnostiche sono state immediatamente inviate alla responsabile del reparto, la dottoressa Serenella Palmeri, e al dottor Nicolò Politi, appena rientrati a casa dopo una lunga e complessa laringectomia totale eseguita nella mattinata. Compresa immediatamente la gravità del caso, i 2 specialisti sono tornati senza esitazione in ospedale. Nel giro di appena un'ora, ha raccontato la dottoressa Palmeri, la giovane era già in sala operatoria per un intervento delicatissimo e ad altissimo rischio, eseguito in condizioni estremamente difficili. Mancava persino un posto disponibile in rianimazione. Era una corsa contro il tempo e trasferire la paziente in un'altra struttura avrebbe comportato un ritardo potenzialmente fatale. Ero pronta ad accompagnarlo ovunque dopo averla messa in sicurezza. Determinante è stato il lavoro dell'equipe anestesiologica. Le anestesiste Sonia Di Stefano e Maria Frisina, insieme al primario di anestesia e rianimazione Giacomo Filoni, sono riusciti a trovare una soluzione straordinaria. Un paziente stabile, in respiro spontaneo, è stato trasferito dalla rianimazione al reparto di otorinolaringoiatria, liberando così il posto necessario per salvare la vita della giovane. L'intervento è stato difficilissimo, sul filo del rasoio in ogni fase, sia dal punto di vista anestesiologico sia chirurgico, ha aggiunto la dottoressa Palmeri, ma grazie alla tenacia, al coraggio e alla professionalità dell'equipe, fondamentale anche il supporto degli infermieri Marisa Smiroldo, Cettina Brancato e Giovanni Petralia, si è concluso nel migliore dei modi.
Nei giorni successivi i medici hanno dovuto affrontare ulteriori complicazioni gravissime, una severa sepsi, già in corso al momento dell'arrivo in ospedale, e una violenta tempesta tiroidea, causata da uno scompenso endocrino insorto durante l'infezione. Una situazione clinica estremamente complessa, che ha richiesto il lavoro continuo e coordinato di infermieri, fisioterapisti e specialisti di diverse discipline, otorinolaringoiatri, endocrinologi, cardiologi e anestesisti. Ogni professionista ha contribuito al recupero della giovane paziente. Giorno dopo giorno le sue condizioni sono lentamente migliorate. È stata stabilizzata, successivamente estubata e infine trasferita nel reparto di otorinolaringoiatria, dove ha proseguito il percorso di recupero fino alle dimissioni. Un momento carico di emozione tra sorrisi, commozione e lacrime trattenute a fatica. La direzione strategica dell'ASP di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cucci, dal direttore amministrativo Giancarlo Ignotta e dal direttore sanitario Giuseppe Raneri Trimarchi, ha espresso il proprio apprezzamento. Questo intervento eccezionale all'ospedale San Vincenzo di Taormina dimostra concretamente ciò che la sanità pubblica è capace di fare quando competenza, organizzazione e lavoro di squadra si uniscono di fronte a un'emergenza estrema. È una storia che racconta il valore della dedizione, della professionalità e dell'umanità. La prontezza e l'impegno dei sanitari hanno permesso di salvare la vita a una giovane paziente, rappresentando un esempio di altissimo servizio reso ai cittadini. Palermo ha salutato la piccola Alessia, la guerriera della Curva Nord, morta ad 8 anni dopo una lunga malattia. La cattedrale gremita e tanta la commozione. In chiesa anche Filippo Inzaghi, i calciatori e il dirigente della squadra del Palermo, i colleghi di Palermo. Cattedrale gremita oggi a Palermo per l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa. La bara bianca è arrivata tra i cori degli ultras della Curva Nord. Le bandiere rosa-nero e l'abbraccio di una città che ha voluto salutare la piccola tifosa del Palermo, morta ad 8 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro un peluche a forma di unicorno e anche un adesivo con lo stesso simbolo. Accanto tanti fiori e la maglietta del Palermo portata da Jacopo Segre, firmata dai giocatori e adagiata sulla bara. In chiesa anche l'allenatore Filippo Inzaghi, i calciatori e i dirigenti del Palermo. Prima dell'ingresso in cattedrale, il feretro è stato accolto dai cori della curva Alessia con noi. Hanno cantato gli ultras sventolando le bandiere rosa-nero. C'era anche uno striscione con scritto "Addio guerriera". In tanti hanno indossato le magliette con la foto della piccola. Davanti alla piccola bara bianca la mamma Maria Concetta, il papà Giacomo, la sorella Giulia e il fratello Christian. Un dolore composto attraversato dagli abbracci di parenti, amici, tifosi e cittadini che hanno riempito la chiesa per l'ultimo saluto. Nell'omelia Don Vincenzo Talluto, parroco della chiesa del Santissimo Crocifisso di Borgovecchio, non ha nascosto la commozione. Scuserete l'emozione, ha detto, che nasce dalla difficoltà di affrontare una situazione del genere, perché la morte di una bambina non è una cosa comune e non siamo abituati a vedere con frequenza. Non c'è dolore più grande per un genitore e per aiutare mamma Maria Concetta e papà Giacomo possiamo guardare all'immagine di Cristo in croce, ai piedi della croce Maria, sua madre, ma con speranza e misericordia. Gesù consegna il suo amore all'umanità. Alessia ora è accanto a Cristo e come lui sulla croce consegna all'umanità una carica di amore. Ciao Alessia, aiutaci ad aprire il nostro cuore ad un amore che non finisce. Vediamo adesso un servizio sugli avvenimenti della domenica di calcio, delle gare di Serie D e di promozione, curata dal collega Carmelo Lentini. Quella che ci attende sarà una domenica molto importante, i cui risultati potrebbero indicare quali squadre avranno maggiore chance per il salto di categoria nei loro rispettivi campionati. Infatti la stagione calcistica è arrivata quasi agli sgoccioli, mancano solo poche gare alla fine della stagione e il quadro generale che vede impegnate le squadre siciliane è ben delineato. In campo una squadra di Serie D, vale a dire la Nissa, e poi 2 di promozione. In finale si affrontano Nissa Regina e si gioca allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni.
sia da parte bianco-scudata che quella amaranto-calabra. In panchina nissena c'è Francesco Di Gaetano, ex tecnico dell'Acregas, che annovera in seno alla propria squadra l'ex biancazzurro fantasista Riccardo Rotulo, soprannominato a Caltanissetta Riccardinho. Anche in casa Amaranto spiccano un paio di ex acrecantini, vuol dire Andrea Di Grazia e anche Francesco Salandria. L'allenatore è Alfio Torrisi. Il fischio d'inizio di questa gara è programmato alle ore 16. Nel girone A di promozione è in programma la finale tra Valderice e Gemini. Si gioca sul campo sportivo Misericordia, sempre di Valderice, e chi vince affronterà la vincente del girone B, vale a dire l'Orlandina, in campo neutro. Anche questa sfida avrà inizio alle ore 16. Sarà invece semifinale playoff intergirone la sfida di promozione tra Ionica ed Acragas, che si giocherà sul neutro di gioco del Memo di Pasquale di Avola, in provincia di Siracusa. Uno stadio capiente con una tribuna coperta e un terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. Sugli spalti si prospetta il pubblico delle grandi occasioni, con larga rappresentanza di tifosi biancazzurri e peloritani. Infatti l'amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva ha messo a disposizione dei propri tifosi un pullman sino ad esaurimento posti. Dal punto di vista tecnico nessun problema nella formazione di Sebi Catania, che potrà schierare la migliore formazione possibile. Il tecnico dello Ionica è invece Enzo Famulari, Santa Teresino puro sangue, che predilige giocare in maniera aperta e senza troppi fronzoli. Il Camarat si prepara alla fase nazionale dei play-off. La squadra del mister Fabrizio Cammarata nel frattempo si prepara per arrivare in forma alla gara del 24 maggio prossimo. Il servizio di Davide Sardo. Mister, ci siamo, inizia adesso il bello in casa Camarat, le semifinali play-off nazionali. Il sogno continua? Sì, no, siamo contenti, abbiamo fatto un grande percorso, adesso ci prepariamo per queste due partite andata e ritorno, ma sempre come abbiamo fatto tutto l'anno, giorno per giorno, allenarsi sempre al massimo e basta. Per te cosa vuol dire allenare questa squadra? Sono molto contento perché in questi 6 mesi abbiamo fatto delle buone cose. Dal primo giorno che sono arrivati i ragazzi mi hanno dato tutto dal primo giorno, si sono sempre impegnati in allenamento, hanno creduto in quello che io volevo portare alla squadra e i risultati si sono visti. Lei ha una grande esperienza da calciatore, da allenatore, possiamo parlare di una grande favola Camarat? Beh sì, perché dobbiamo ricordarci che è sempre una neopromossa. L'anno scorso ha vinto il campionato di promozione, quest'anno sta lottando per provare a vincere il campionato di eccellenza, quindi non direi proprio una favola, perché è una società che ha voglia di fare bene, è una società seria, una società sana, tutti vogliono dare il massimo per il Camarat e quando ci sono queste cose si può far solo bene. Come si vincono questi playoff nazionali? Come si approda in Serie D? Ma noi dobbiamo pensare, come ho sempre detto ai miei ragazzi, partita dopo partita. Ogni partita per noi deve essere una finale. Sì, è vero che queste partite è diversa perché ci sarà andata e ritorno, ma noi dobbiamo pensare prima alla partita fuori casa e poi penseremo a quella in casa. Come si vive qui a Cammarata? Benissimo, c'è della gente favolosa, io quando sto qui gente genuina, gente che vuole bene a tutti, un piccolo paese dove è veramente bello stare. La Serie D è un sogno? Sì, è un sogno perché sappiamo che non l'ha mai fatta il Camarat e noi ci proveremo e vedremo come andrà a finire. Qual è il segreto di questa squadra? La compattezza, il gruppo, ma non è la classica frase che si deve dire sempre. Abbiamo veramente creato una famiglia, dal presidente al magazziniere, quindi siamo veramente una bella famiglia e vogliamo stare bene insieme. Quanto c'è di Cammarata in questa cavalcata trionfale del Camarat?
Ma io do sempre merito ai ragazzi, perché i ragazzi poi vanno in campo. Io posso dire che il primo giorno che sono arrivato alla prima intervista ho detto voglio costruire una mentalità vincente, che fino all'ultimo, fino al 90esimo la squadra deve sempre crederci, e così hanno fatto i ragazzi. Una promessa ai tifosi? Che vedranno sempre in campo sudare la maglia, dare il massimo, perché la gente se lo merita. Eccoci con il bomber del Camarat, adesso inizia il bello, iniziano le semifinali playoff per il salto in Serie D, siete pronti, carichi? Sì, certo, siamo pronti, abbiamo quell'obiettivo, quel sogno da fare e lo daremo per raggiungerlo. Che squadra è il Camarat? È una squadra giovane, è una squadra che ha fame di vincere, ha fame di fare bene. Per te che stagione è stata? È stata una stagione molto felice, un po' complicata all'inizio perché era un'esperienza nuova, che mai ho giocato questa categoria dell'eccellenza, prima volta, secondo anno in Italia, però alla fine diciamo che è un percorso bello. Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di andare in Calabria per giocarci le nostre carte, ci alleniamo ogni giorno a 1000 e siamo prontissimi per questi playoff. Siamo un gruppo di amici e che ci alleniamo forte ogni giorno e siamo un gruppo fantastico. Una bella favola il Camarat. Sì, una bella favola, veramente una bella favola. Che stagione è stata? Io sono arrivato un po' più tardi degli altri miei compagni, però è stata una stagione sicuramente da ricordare, che ci ricorderemo penso ognuno di noi per le prossime stagioni. Niente, una favola. Bernardo Baio, capitano del Camarat, la squadra è pronta per affrontare i playoff nazionali? Sì, noi ci stiamo preparando in attesa di scoprire l'avversario di domenica. Noi ci prepariamo al meglio, come abbiamo sempre fatto per ogni partita. Per noi è l'ennesima finale della stagione. A differenza delle altre durerà 180 minuti, ma noi cercheremo di andare in Calabria a fare il risultato. Possiamo parlare di una bellissima favola Camarat? Sì, certamente. Come ho detto già domenica in un'altra intervista, noi a dicembre eravamo, mi sembra, quintultimi, avevamo 20 punti e poi in 15, in 16 partite abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo recuperato non so quanti punti al Marsala, che era secondo, e ora siamo approdati anche alla fase nazionale dei playoff. Ci siamo, inizia adesso il bello per il Camarat, che può ritentare la scalata alla Serie D. Quanto siete orgogliosi di questa squadra? Ma ti devo dire che siamo molto orgogliosi, perché è frutto di un grande lavoro dalla società al mister. Crediamo in questo progetto, non abbiamo l'assillo di vincere assolutamente per forza, perché i programmi erano altri. Diciamo che la stagione è iniziata in maniera un po' particolare, a dicembre abbiamo cambiato il modo di intendere delle situazioni, ho cambiato mercato completamente e i risultati stanno venendo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.